Buongiornissimo ragazzi, oggi vi porto a Campo Rossignolo. Ragazzi, è devastante, oggi c'è più gente qua che a Milano Marittima. Mai visto un traffico del genere? Se salgo per questa mulettiera vediamo dove conduce. Certo che ne hanno fatti di danni Vaia e le tempeste di neve invernali di quest'inverno. Vediamo ragazzi, l'obiettivo di oggi è arrivare in cima a questa mulettiera, virgolettato, ridiscendere e dopo arrivare fino a Malga, Campo Rossignolo. Qui ragazzi il paradiso, la natura che tenta di riprendere possesso di pascoli abbandonati. Adesso vediamo, qui c'è un sentiero praticamente inesplorato, vediamo cosa riserva. Ok ragazzi, sono finito io recinto di mucche, via immediatamente. Boh ragazzi, era un campo minato di boasse, come diciamo noi in dialetto, c'era una malga più distante, un po' più avanti, a un pascolo sicuro, allora via, torno indietro e vado fino a Malga, Campo Rossignolo. Allora, siccome sono proprio un testone, un testa dura, io dovrei prendere la strada a destra non per scendere, e invece vado su a sinistra, voglio vedere dove si va da questa parte. Io ragazzi purtroppo sono affascinato da tutti i sentieri che vanno in salita, sono fatto così purtroppo. E qua ragazzi intanto si continua a salire. Questo albero ha un tumore, sicuro. Boh ragazzi, dopo un chilometro abbondante su questa strada torno indietro perché non si va da nessuna parte, poi il sentiero non è neanche proprio il massimo, e vabbè, torno a Campo Rossignolo. Da qui ragazzi si riesce a vedere appena tra la foschia e l'affa la pianura. Ok ragazzi, da qui ho anche una visuale più ampia, peccato sempre per questa affa purtroppo che limita tutti i paesaggi. Ah ragazzi, c'era un cartello qui, infatti falla, non l'avevo visto, non in su. Oh guarda, c'era una malga. E ragazzi, sono tornato nel percorso di Campo Rossignolo. Come vi dicevo ragazzi, ce n'è di gente oggi, sì. Eccole ragazzi, malga Campo Rossignolo. Vabbè ragazzi, questa è fantastica. Adesso vado ancora un po' avanti, provo ad arrivare fino a Campo Mezzavia, obiettivo odierno. Ah, che spettacolo ragazzi. Ora mi guarda male. Bosco impenetrabile.
Bella comunque ragazzi sta strada, beh io me la ricordavo ma dico per voi. Bella ampia, semplice, più o meno tutta rettilinea, in piano. Tira anche un bel venticello, quindi non si sta neanche proprio patendo il caldo. Se volete fare 2 passi in montagna guardate Camporosignolo. Ok ragazzi, sono nella curva che mi porterà dentro il bosco per l'ultimo tratto prima dell'arrivo a campo mezza via. Eccole ragazzi, ce l'ho fatta. Ho dovuto fare una bella corsetta in discesa per arrivarci in non tempi biblici. Dopo dovrò anche tornare indietro, sanno, 3-4 km. Vabbè che una macchina mi investa un altro po', vabbè. Ragazzi, il provinciale qua dietro non vado neanche proprio lungo la strada principale, non si sente niente. Obiettivo raggiunto, raggiunta la provinciale, adesso torno indietro. Però ragazzi sono 8 km e mezzo. Ragazzi sono quasi arrivato alla macchina. Ok ragazzi, ce l'ho fatta, ho concluso il percorso. Se volete iscrivetevi, ovviamente molte altre tappe, stavolta a nord di Asiago. Io vi saluto e alla prossima. È possibile che debbano sempre interrompermi durante il video finale dei saluti. Guardate che nube tossica ragazzi, c'è un'altra stanza. Oh ma che carina!